arrestato Io ho ingiustamente. riconosciuto il suo cavallo. Ce ne sono tanti di cavalli come il suo. Non ti salvi, Blacky Star. Questa volta ti giuro su quello Vostro che onore mi sta rispettiamo il minacciando. mondo. Basta! Silenzio! Grazie. Anche se il tribunale è costretto a tenere le sue udienze in questo saloon, alla legge che ho l'onore di rappresentare si deve il massimo rispetto. Su questo non transigo. E voi, Blacky Stark, misurate le parole. Io rispetto la corte, rispetto la bandiera dell'Unione, rispetto anche vostro onore. Ma difendere mio fratello è un mio diritto e nessuno può contestarmelo. Desidero quindi che tale diritto mi venga riconosciuto. È giusto, sì. Però voi non dovete svisare la causa. Qui si discute della famiglia Pereira, che è stata gravemente danneggiata. Ha subito la perdita di 13 cavalli e soprattutto ha perduto un congiunto. Ma quello era già morto per conto suo, giudice. Io lo mantengo. Basta, silenzio! Ma lascia che lo capisce. Noi siamo dei galantuomini, vostro onore. Le nostre mani sono pulite. E questo bisogna dimostrarlo. Ma perché? La legge è forse cambiata? Siete voi che avete il dovere di dimostrare la sua colpevolezza. E finora non ci siete riusciti. La notte della rapina mio fratello dormiva nella barca sul fiume con me. Blacky Stark, io vi conosco bene, voi e vostro fratello. Avete subito 11 processi per aggressioni, furti di bestiame, omicidi e visse. Mai condannati però, vostro onore. Lo sapete benissimo. Mi avete sempre dichiarato non punibile. Sì, però vi ho sempre invitati a mantenervi nei limiti della legge. Ma è colpa nostra se il destino si accanisce contro di noi. Silenzio! Silenzio in aula! Vostro onore, c'è un uomo che i messicani credono loro amico. Lo chiamano il Desesperado e voi lo sapete. Non mi dici niente di nuovo. Lo chiamano anche il Magnifico Texano, ma in questa causa quest'uomo non c'entra. Da un paio di mesi a questa parte ha commesso più di una trentina di rapine. Ha ucciso gente, ha salito corriere. Nessuno ha mai visto il suo volto. Potrebbe anche essere qui tra di noi in questo momento, fra gente onesta. Sceriffo, voi che parlate tanto di legge e di rispetto della legge, prendete il Desesperado e non perseguitate la gente onesta come noi. Basta, tutto ciò non ha alcuna relazione con la causa. Qui stiamo giudicando Jimmy Stark. C'è qualcuno che può dimostrare con prove ben fondate la colpevolezza di quest'uomo? Bene. Stando così le cose, viste le risultanze del dibattito e considerato che questo tribunale non ha acquisito le prove certe della colpevolezza dell'imputato, dichiaro Jimmy Stark non punibile. Allora dovrò farmi giustizia da solo. Io non avrei fretta. Non credo che Jimmy Stark camperà a lungo. Silenzio! Silenzio! Valendomi dei poteri discrezionali che mi sono stati concessi, ordino l'espulsione di Jimmy Stark da questo territorio per un periodo di 2 anni. Non è giusto, vostro onore. Sceriffo, assicuratevi che quest'ordine venga eseguito. Ancora una volta tu e tuo fratello l'avete fatta franca. Ti consiglio di non capitare davanti alla mia pistola in questo territorio prima che scada il termine dei 2 anni. Penso che al massimo potreste arrestarmi, sceriffo. Certe volte la legge è fatta male. Io non t'arresterò, t'ammazzerò, perché tu sei un assassino. Le mie pistole, sceriffo.
Allontanati, non mi fido di girare le spalle a tipi come te. Dopo quello che avete detto, neanch'io mi fido, sceriffo. Ma dovrai farlo. Va! Adios! Sono disarmato. Se mi uccidi è un assassinio. È un uomo come te. Sai chi sono? È il Desesperado. Un uomo generoso e giusto. Tutti lo dicono. Tuo fratello stamattina al processo non la pensava come te. Tu c'eri? Le domande le faccio io. Tu hai ucciso per rapina il vecchio Pereira. Se io uccidessi te non sarebbe che un atto di giustizia. Ho un assassinio come un altro, te l'ho detto. Questo è da vedersi. Comunque per il momento vorrei da te soltanto qualche informazione sul mandante dell'eccidio dei Lopez. Ma io non so niente. Monta a cavallo. Verrai con me a San Diego. Può darsi che durante il tragitto la memoria ti torni. Lasciala dov'è. È meglio. Avanti. Muoviti. Benedici, Signore, questa casa e questa mensa. Giudice Wilkins. Buonasera, signore. Giudice Wilkins, scusate, signore, ma è accaduto un fatto piuttosto grave. Sul Rio Santo 2 uomini hanno trovato il cadavere di Jimmy Stark. Tipi come quelli è logico che facciano una simile fine. Sì, lo so. Però sul corpo dell'assassinato è stato trovato questo foglio. Volete leggerlo? Quest'uomo ha avuto quello che meritava. 1 a 1 giustizierò anche i suoi soci e il Desesperado. Questo fa presumere una serie di delitti che vorremmo cercare di impedire. Sì, più che giusto. Venite da me domani mattina, così potremo studiare insieme il da farsi. D'accordo. Buonanotte, giudice. Buonanotte, signore. Buonanotte. Buonanotte. Papà, non credi che gente come il Desesperado non esisterebbe se noi fossimo più giusti? Sì, ho capito che cosa vuoi dire, ma io devo applicare la legge così com'è e dalle risultanze del processo finora non è emersa alcuna prova. Certo, perché quando si tratta di difendere gli interessi dei messicani nessuno parla. Ed è giusto che sia così. Quello che io trovo enorme è il fatto che in uno Stato libero le stesse leggi debbano tutelare i diritti e i doveri sia dei messicani sia degli americani del nord. Perché? Perché gli indigeni sono indietro di un secolo, ignoranti e primitivi. Sfruttati da una classe dirigente che ha tutto l'interesse di lasciarli così, primitivi ed ignoranti. Evelyn! Rispondevo a mio cugino, che sulla funzione della legge e sul concetto della libertà ha idee molto confuse. Non ti permetto questo tono, Evelyn. William sarà il tuo futuro marito e gli devi parlare con rispetto. Così è sempre stato con le donne dei Wilkins.
Ma non con me. Scusa, papà, se ti rispondo così, ma il fatto di essere una donna non esclude che io abbia un'anima e un cervello. Evelyn, basta, ti ordino di tacere. Non temete, zio. Quando sarà il momento anch'io saprò adottare le maniere dure, le vostre. Voi sapete che vi ammiro e trovo giusto tutto quello che avete fatto in passato. Cosa intendi dire? Oh, niente. Ma che se la nostra famiglia è la più potente e ricca della zona, lo si deve a voi. Questo comporta soprattutto degli obblighi. Abbiamo una dignità da difendere, compresa quella di mia figlia. E non vedo come tu possa difenderla se mantieni una relazione con quella donna del saloon. Non piangere, Evelyn. Non serve a nulla. Conosci le idee di tuo padre. Non accetterà mai altri che non sia William. Io non voglio sposare un uomo che non amo e che disprezzo. E vorresti restare legata per sempre ad un assurdo ricordo del passato? Che cosa intendi dire, mamma? Credi che tua madre non vede? Credi che non mi dica niente questo? Ero tanto felice allora. Eri una bambina e i bambini fanno presto ad essere felici. Io non lo sono stata più dopo di allora. Mamma, perché non ho mai saputo la verità sull'eccidio della casa Lopez? Quale verità? Non c'è che una sola verità. Un selvaggio assalto di banditi. Mamma, ti prego, non lasciarmi questa sera. Mettimi a letto e non andartene finché non sono addormentata. Sì. Da bere. William, come mai così tardi stasera? Sarà bene che d'ora in avanti ci si veda il meno possibile noi due. Perché? Qualcuno forse ha riferito alla tua futura moglie che frequenti una donna come me? Non ce n'era bisogno. Non mi sono mai nascosto io. E allora? La cosa pare non garbi molto al giudice mio zio. Ha le sue idee e non si discutono. Dice che ne va della dignità di sua figlia. E allora vattene. Corri da lei. E non farti più vedere da me. William! William! No, aspetta, William. Non so perché mi dico, perdonami. Impazzisco al pensiero di perderti, William. Ma resta qui. Ho bisogno di te. Cerca di capirmi, la nostra bambina... Adesso basta. Evelyn sposerà mio nipote William perché così ho deciso. Ma se nostra figlia non lo ama? Non ci posso far niente. Tu prepari a tua figlia una vita infelice. Non ne senti rimorso? Perché non mi hai dato un figlio maschio? La colpa è anche tua. Il Signore Dio ha disposto così. Non credo che il Signore Dio voglia che le mie proprietà finiscano in mano di sconosciuti, che il mio nome sia cancellato dalla faccia della terra per sempre.
Io voglio fondare su questo territorio la dinastia dei Wilkins. Per questo ho accumulato una grande fortuna. Se mia figlia non sposa un Wilkins, il nostro nome scomparirà. E io invece voglio che il mio nome rimanga per sempre. Ambizione e orgoglio. 2 peccati che ti hanno spinto fuori dalla via dell'onore e dell'onestà. Che cosa intendi dire, Corinna? Nulla che tu non sappia meglio di me. Lascia quella pistola, giudice. È meglio. Questa è una pazzia, Blackie. Lo sai che non devi venire qui. Hai condannato a morte mio fratello. Io non ho condannato nessuno. È come se l'avessi fatto. Bandendolo dal territorio, l'hai messo nelle mani del desesperato. Cosa posso sapere io delle vostre rivalità, se avevate o no un conto aperto col desesperato? Dovevi saperlo. Come io so tante cose di te. Hai letto quel foglio trovato sul corpo di mio fratello? Sì. E non pensi che riguardasse anche te? Io non mi sono mai immischiato nelle vostre sporche faccende. Oggi? Ma 15 anni fa? Allora non vi dissi di uccidere. Volevo solo terrorizzarli, convincerli a non intralciarmi la strada. E io li ho tolti dalla tua strada, se ben ricordi. Credi veramente che quel Lopez fosse tipo da intimorirsi di fronte a un Wilkins, che allora non era che un semplice colono? Te lo ripeto, io non volevo che venissero uccisi. Non volevo macchiarmi la coscienza. Davvero? Però la tua coscienza non ti ha impedito di comprare a basso prezzo le terre dei Lopez. Per me quel desesperato non è un bandito. È un giustiziere venuto chissà da dove per vendicare dei torti che gli sono stati fatti. Razza di bastardi. Non esistono le razze, giudice. Esistono uomini sporchi e uomini puliti. Tu sei del mio stampo, sporco quanto me, se non di più. Metterai una taglia di $5.000 sulla testa del desesperato. Questo è l'unico mezzo per trovare qualcuno che lo tradisca. Hai bevuto, Santiago? No. Sai che non bevo mai. Allora apri la porta e va via. Subito, prima che chiami gente. 2 mesi fa hanno impiccato un messicano, proprio qui, davanti al saloon. Aveva baciato una ragazza americana contro la sua volontà. Io non farò mai niente contro la tua volontà. Apri la porta ed esci subito. Molly, il nipote del giudice ti usa per i suoi comodi, ma non ti ama. Si dà il caso che io ami lui. Per me va bene così. Ma lui sposa un'altra. Non hai un po' di orgoglio? Da mesi mi giri intorno senza speranza. Da mesi implori una mia tenerezza. E da mesi ti scaccio come un cane rognoso. E proprio tu mi parli di orgoglio. Vattene! Vattene! Vattene!
Portalo alla grotta, Bonito. Mi nascondilo bene. Ci sono tutti i tuoi cavalli, mi pare. Sì, tutti. Sono 13. Un numero che porta fortuna. Salute, Carmen. Avevo nostalgia della tua tortiglia. Vieni, tra poco sarà pronta, Manuel. Ti ringrazio molto per i cavalli, Manuel. Ma chi ha ucciso mio padre? Fa un segno accanto agli altri. Devi farne ancora 3, poi la lista sarà completa, con tutti coloro che dettero fuoco alla casa dei Lopez e che sono ancora vivi. L'assassino di tuo padre era uno di loro. Da questo momento la mia testa vale $5.000. È una grossa cifra. Può tentare chiunque. È necessario che mi allontani da qui. Ma vuoi rinunciare? Io? Quelli che sono morti sotto i miei colpi non erano che dei banditi. Ma c'è qualcuno che ha armato la loro mano. Qualcuno che se ne sta nascosto. Debbo raggiungerlo. Non esporti troppo, Manuel. Sta tranquilla. Nessuno ha mai visto il mio volto. Mi dispiace per la tua tortiglia, Carmen, ma dovrò farne a meno. Grazie, Bonito. Quando ti rivedrò? Presto avrai mie notizie. Salve, sceriffo. I tuoi cavalli sono tornati da soli? Da soli. Da poco tempo, mi pare. Sbaglio o sono ancora sudati? Infatti. Entrate, sceriffo. Accomodatevi. Mangi da solo? Già. Perché? È proibito, forse? Tu sai leggere, vero? Un bel mucchio di dollari. 5.000. Sì, un bel mucchio di dollari. In questo stato chi dà aiuto a un fuorilegge rischia la forca. Tu lo sai, vero? Lo so. Potresti farti una casa nuova con tutti quei soldi. Pensaci. Noi non mangiamo di quel pane. Come sceriffo non posso approvarti, ma come uomo ti dico che neanche io ne mangerei. Ah, dimenticavo. Forse ti farà piacere. Quell'uomo che hai incolpato di omicidio è stato ucciso. Mi fa piacere. Sceriffo! Sceriffo! Arriva una diligenza piena di donne! Arriva una diligenza piena di donne! Arriva una diligenza piena di donne! Dove vai? Beh, ecco, io veramente pensavo che forse alla corriera c'era bisogno di... Va bene, va pure. Arriva una diligenza piena di donne! Dove sono? Dove sono? Dove sono? E da dove arrivano? Saranno belle, vero? Andiamo, Cico. Alla tua età. Sarai giovane tu. Come sto? Sembri un giovanotto. Eccole là. Io mi butto.
meravigliosa, Virginia, bellezza, bruna come la notte. Ce n'è di polvere qui. Chi è il proprietario di questa baracca? Sono io. Ma se proprio non vi piace potete anche proseguire. Ne troverete una più bella a San Diego. Vi prego, non vi offendete. Lo so che San Diego è più grande, ma Santa Clara è molto, molto più ricca. Ed è qui che intendo fare i miei migliori affari. Quale genere di affari? Là dentro ci sono più di 100 vestiti per signora, tutti di mia creazione. Ragazze, venite. Vogliate onorarci, splendide figlie di Eva, in questo umile ostello. Sono tutte delle brave figliuole. Sono certo che diverrete buone amiche. Sicuro, perché no? E che c'entrano quelle ragazze con i vostri vestiti? È una nuova moda europea. A Parigi lo chiamano défilé. La cliente vede l'abito indossato ed è invogliata a comprarlo. Delle donne che si mostrano per vendere abiti, ma è un'indecenza. Trovate? Svelte ragazze, andate di sopra. Fate scaricare i bagagli, per favore, e procuratemi 2 camere comunicanti. Sì, pensaci tu. Giovanotto, dite, che c'è? Non potremmo festeggiare con una bella bevutina? Spero che resterete a cena con me domani. William. L'ape ama i fiori, mi pare. Che vuoi dire? Che ci voleva una novità del genere per vederti qui a quest'ora. E non sei contenta? Questo è proprio un paese impastato di polvere. A me sembra affamato di donne. Sembra che ti mangino con gli occhi. Mica male quel biondino che stava con te. Che cosa voleva? Quello che vogliono tutti. Ragazze, qui c'è da fare un sacco di soldi. O trovare marito. Allora, ragazze. Sempre quel maledetto vizio di entrare senza bussare. Ma lo volete capire? Che vi considero compagne di lavoro e basta? Sia ben chiaro. Grazie, ne siamo lusingate. Non hai paura di comprometterti? Ve lo ricordo ancora una volta. Questo è un paese molto ricco. Ce ne siamo accorte. E anche molto sporco. Veniamo al sodo. Fate in modo che il cliente, parlo soprattutto del cliente maschio, più che guardare l'abito, guardi voi. Mettete in mostra le vostre grazie e così non discuterà sul prezzo. E cosa ancora più importante, chi è? Diciamo un cliente. No, ora è troppo presto per i clienti, dopo il défilé. Vengo da parte del giudice Wilkins. Andate di là, ragazze, perché è una persona importante il giudice, mi dicono. Pare che sia il padrone di tutto qui. Chi lo dice? Tutti quanti, anche voi. Io non ho parlato. Avete detto il suo nome per farvi aprire. Sono il nipote del giudice. Buttate il sigaro, per favore. Il sigaro? Il fumo mi dà fastidio. Ah, come alle signore. Non nascondetevi, ragazzi. Siete qui per parlare con loro o con me? Diciamo per tutte e due le cose. La padrona del saloon è mia buona amica. Mi ha spiegato il vostro sistema di vendite. Originalissimo, originalissimo e divertente. Ha un solo difetto. Quale? Voi di dove siete? Beh, io sono un po' francese, un po' spagnolo, ma esattamente non lo so nemmeno io. Il mio nome è Pedro Madero. Ho viaggiato in tutto il mondo. Ma non conoscete affatto gli usi e i costumi di questo paese. Nessuna donna di rango entrerà nel saloon per vedere i vostri modelli. Io stesso vorrei che la mia fidanzata scegliesse il suo corredo, ma non la porterei mai qui. Beh, questo mi dispiace. Possiamo entrare adesso? Venite avanti, ragazzi. Vi propongo una soluzione. Verremo noi a casa di vostro zio, così la vostra fidanzata sceglierà a suo agio e nell'ambiente che le è più congeniale. È un'ottima idea. Verranno anche loro, naturalmente. Certo, sempre che vostro zio non abbia niente in contrario. Oh, lasciate fare a me. Gli dirò che si tratta di una questione di prestigio. Lui è molto sensibile a queste cose. Vi farò sapere l'ora e il giorno. Contente, ragazze? Grazie, signore. Non ci dite il vostro nome? Mi chiamo William. Se volete possiamo chiamarvi anche nipote del giudice. Che ne dici, Claire? Come preferite.
Joe, corri immediatamente dallo sceriffo. Qui c'è aria di rissa. Digli che venga subito. Whisky. Te lo servo io, Blackie. Mi offri un whisky, tesoro? Non è te che voglio. Levati dai piedi. Dove sono le nuove arrivate? Hai sentito, Molly? Dove sono? Di sopra, nella loro stanza. Ma guarda che queste non sono come le altre. Avete sentito, ragazzi? Ci sono delle donne che vengono in questa baracca, però sono diverse dalle altre. Mi prendi per un idiota? Sono donne. E a quanto mi hanno detto, belle. Il resto non conta. Dove sono? Te l'ho detto, di sopra, nella loro stanza. Ma guarda che qui non voglio guai, chiaro? Se ben ricordo, c'è solo una stanza che ha un lettone per 3 donne. Dimenticavo, non vorrei spaventare le signore. Signorine, vi si può ammirare? Che c'è? Volete aprire, sì o no? La porta è chiusa e non abbiamo la chiave. Ci penso io. Che belle pollastrelle! Corrite! Ehi, no, ma non dovete scappare. Ma perché? Avete paura di me? Non puoi sparare, sono disarmato. È la tua fortuna. Su, vattene! Vattene! Certo, certo. Presto! Tu sei arrivato per primo. Ed è giusto che tu abbia la precedenza con le signore. Va via, ho detto. Sì, Blackie Stark sa anche essere un gentiluomo. Che fai? Sei matta? Ma vieni via, quelli sparano! La pistola, Blackie. A chi hai sparato? Non lo so. E adesso mi direte dove è andato. Trovatelo voi, noi non ne sappiamo niente. Bellina.
Stai a vedere come ti faccio tornare la memoria. Non sarà necessario, Blackie. Ormai è lontano. Metti via la pistola e fuori da questa stanza. E anche voi, fuori tutti. Ho detto fuori tutti. Io sono ospite delle signorine. Non è vero. Fuori di qui. Per me il desesperado è tutto matto. Ma come? Rischia di farsi ammazzare per niente? Per difendere noi, nonno, non credi che ne valga la pena? Ma è possibile che in questo posto non si possa dormire? Cos'è tutto questo chiasso? Adesso vi svegliate? Sì? Perché? Complimenti. Si vede che avete il sonno duro. Caro giudice, io muoio dalla curiosità. È vero che ci sono le donne dentro? Dentro che cosa? Dentro i vestiti? Ah, buonasera. Ah, sì, li indossano per mostrarli. Questa poi se ne sentono sempre delle nuove. Però se le donne sono carine, la cosa deve essere abbastanza piacevole. Già. No, dicevo così per dire qualche cosa. Prego, si accomodi. Cara Corinne, ti ringrazio dell'invito. Sei stata molto gentile. Giudice, sono arrivati quei soldi dal Messico. Se volete passare in banca da me domani... Quant'è la cifra? Sono $30.000 messicani. Non voglio dollari messicani, ve l'ho già detto. Provvedete immediatamente. Va bene, cercherò di farlo in un paio di giorni. 2 occhi vivi, brucianti. È tutto quello che abbiamo visto. Un uomo meraviglioso. E non ha toccato o rubato nulla? Ci ha solo difeso e basta, un uomo straordinario. Claire? Sì? Vorrei ricordarti che questa è la mia gran giornata. Quindi non guardate gli uomini, ma fatevi guardare. Scommetto che vi stava parlando ancora di quel bandito che ha colpito la sua fantasia. Mi rincresce che lo giudichiate così. E il desesperado non è un bandito. Voi donne siete tutte uguali, romantiche e sentimentali. Basta un fazzoletto sul naso per eccitare la vostra immaginazione. Cos'è questo strano gingillo? Questo è un ricordo. Un ricordo romantico e sentimentale, come dite voi, dal quale non mi separerò mai. Evelyn! Evelyn! Avanti! Ma che piacevole disordine. Abbiamo portato lo scompiglio nella stanza della signorina. Figuratevi, non succede mai niente qui, è stato un piacere. Gli ospiti hanno già preso posto, si può cominciare. Certo. Vi precedo. Aspetto sempre che siate mia ospite. Chissà. Non siete fidanzatissimo voi? Certo, ma non ho fatto voto di castità. Buonasera. Buonasera. Prego, signori, si comincia. Ha inizio il defilé. Una creazione di Pedro Madero, Mattino di primavera. Una creazione di Pedro Madero, Follie d'autunno. Fermi tutti! Non riprovateci, sceriffo. È meglio.
Questa è una delle vostre solite bravate, non è vero? Siete venuto per derubare le signore dei loro gioielli. Avanti, fate pure. Vi sbagliate, giudice. Non sono un bandito da strada, sono un giustiziere. Sono qui per punire i colpevoli del massacro della casa Lopez. Li conosco tutti ormai. E tutti moriranno, uno a uno. Soffriranno giorno per giorno, aspettando la morte che li punirà. Fermo, sceriffo. Non fate sciocchezze. Tanto voi non siete nella lista. Tu sei nella mia, però, e la pagherai. Per questo c'è tempo. Ora cercate di non provocare dei lutti inutili. Sparerò su chiunque cercherà di seguirmi, uomo o donna. E non mi piace uccidere, sia chiaro. Ma i colpevoli moriranno. È il loro destino. Giudita, Giudita! Dottore, mia moglie sta male! Non è possibile lasciarsi intimidire così. Bisogna fare qualcosa. Che posso fare io solo? Cercate uomini validi e dategli la caccia. Dobbiamo organizzare una battuta vera e propria. Che la festa continui. Maestro, riprenda a suonare. Subito, giudice. Ieri sera uno è penetrato a tutti i costi nella stanza delle ragazze. Oggi un altro è arrivato fin qui. Questi energumeni appaiono ovunque e vestono tutti alla stessa maniera. Non hanno assolutamente un minimo di fantasia. Io me ne vado. Voi non potete andarvene. Vi consiglio di non mettervi contro mio zio. E che cosa pretende vostro zio da me? Che continuiate come se nulla fosse successo. Ne va del prestigio dei Wilkins, non possiamo farci intimorire così. Ma che c'entro io? Io sono estraneo alle vostre beghe. Se questi possono convincervi, tenete. Vi risarciranno della paura subita. Sì. Andate, ragazzi, ricominciate. Vi siete ferito, desesperado? Come l'avete capito? Ho notato una goccia di sangue sulla fronte del desesperado. Poi vi ho incontrato nel corridoio ed ho visto che eravate ferito. Quindi per me tutto è stato chiaro. Poco fa voi avete nominato la casa dei Lopez. Ci morirono tutti, anche il ragazzo che mi regalò quel campanaccio. A cosa serviva? La sua casa non era lontana da qui. Quando aveva qualche gioco da propormi, mi chiamava con quello. Nessuno se ne accorgeva. Era un nostro segreto. Era il vostro ragazzo? Forse. Forse è stato il mio primo amore. Non l'ho mai dimenticato. Dovete andar via. Lasciare il paese è troppo pericoloso. Restando procurereste dei guai anche ai poveri peones che volete proteggere. Dovrei andarmene, ma facendolo verrei meno a un giuramento. Evelyn! Evelyn! Vengo subito! Manuel. Manuel.
Manuel! Manuel! Evelyn! Evelyn! Manuel! Quante volte sono tornata qui sperando di trovarti. Quando quella notte riuscii a fuggire, sapevo che un giorno sarei tornato. Sì, ma è l'odio che ti ha fatto tornare. Sì, è l'odio, alimentato dal ricordo di mio padre e di mia madre uccisi. E tu lo sai chi è il colpevole? Sì, lo so. Dimmi il suo nome. Evelyn. Ci siamo ritrovati, non mettiamo l'irreparabile tra noi. Ma io voglio sapere, devo sapere, sono anni che vivo nell'incertezza. Dimmi, è stato mio padre? Evelyn. Rispondi, è stato mio padre? È bello trovarsi in vostra compagnia, ragazzi. Da qua e va via. Ci penso io. Alla salute. Forza, un po' di musica. Balliamo? Devo andare, è tardi. A domani. A domani. La prima figura, avanti! Changez de place! Avanti la seconda! Avanti il bellino! Ripetete! Bravi! Bravissimi! Ricordate, siamo uomini! Portatemi da bere. Le dame al centro! Fate cerchio, girate, forza! Così, bravi! Eleganza, grazia, bellezza e agilità! Conservate la linea, messieurs! Ehi, voi! Ricordate, eleganza e stile, questo fa il gentile. Ragazze, andiamo via. Venite qui a fare 4 salti. Ehi! William, non è il caso. Ragazze, ho detto a voi. Ti prego, William. Dove vuoi andare? Fammi portare subito da bere. Basta bere, William. Non mi piace questo tono, Molly. Non mi piace proprio. La cifra pattuita. E questo per avervi ingannate. Ingannate? Io non sono quello che voi credete. Mi sono servito di voi esponendovi a dei gravi pericoli. Quindi è giusto che paghi. In quanto ai vestiti, fatene quello che volete. Ve li regalo. E voi che cosa farete? Non vi preoccupate. Vi do un consiglio. Lasciate questa città domani stesso. È un posto maledetto. Dico, è questa la maniera di lasciare il vostro ospite? Le signorine ringraziano, ma preferiscono restare sole. E voi che c'entrate? Ma non vi dava fastidio il sigaro? Prima sì, ora non più. Che vuol dire? Prima mi faceva comodo dire così. Allora mi avete preso in giro? Non soltanto voi, tutti. Non avevo altra scelta. Siete degni della vostra sporca razza. Un lurido ruffiano che si serve delle donne per...
a Dio che ho fatto una promessa. Sei tu, il desesperato. Sei tu. Sì, è il desesperato e bisogna assolutamente toglierlo di mezzo. Avete assoldato altri uomini come vi avevo detto? Ho potuto racimolarne soltanto 5. Gli altri non ne hanno voluto sapere. Dicono che loro lavorano coi messicani e non vogliono farseli nemici. Non possiamo dare la caccia a un bandito come quello che è aiutato dagli indigeni con così pochi uomini. Comunque, quando si ha bisogno, non si guarda troppo per il sottile. E così avrei pensato... sentite? Chi sono, giudice? Gli uomini di Blacky Star. Non è possibile, sono dei fuorilegge. Ancora per poco, basterà una stella sul petto per farli entrare nella legalità. Ma giudice, William, prendi le stelle. Io rispetto le leggi e la bandiera dell'Unione e sono pronto a collaborare con voi, con i miei uomini. Tenetevi pronti ad eseguire tutti i miei ordini, perché io non collaboro. Io comando soltanto, che sia ben chiaro. Ma sì, si tratta soltanto di intenderci. Dateci queste stelle. È compito vostro, sceriffo. Nominateli voi, giudice. In questo caso è previsto dalla legge. Questi sono uomini vostri. Voglio che domattina, con l'aiuto di Dio, facciate una battuta di caccia. Voglio che in questo paese non si senta più parlare del desesperato. A domani, ragazzi. Ai vostri ordini, sceriffo. Senza rimpianti. Senza rimpianti, Manuel. Vieni. Io, Manuel Lopez, sposo te, Evelyn, nel nome di nostro Signore Gesù Cristo. Io, Evelyn Wilkins, sposo te, Manuel, nel nome di nostro Signore Gesù Cristo. Giuro dinanzi a Dio di essere tua per sempre, nella vita e nella morte. Dividerò con te il pane e la casa. Amen. Ti ringrazio di avermi dato in sposa la donna che amo. Giuro che, attraverso l'amore di Evelyn, ogni odio è scomparso dal mio cuore. Perdona il male che, peccando di orgoglio, ho fatto agli altri. Amen. Non mi
mi sembrano convinti, zio. Cos'è questa novità, giudice? Si era detto per domattina. I miei uomini si stanno divertendo. Basta! Bisogna stringere i tempi. Voglio sapere il perché. Aspettate qui voi. Il desesperado ha rapito mia figlia. Devi riportarmela a casa. Lo sceriffo è al corrente. Questo vi costerà altri $5.000, giudice. Sta bene. Ordino che si inizi la caccia al desesperato. Oltre alla taglia che verrà pagata dal governo, io offro a chi lo ucciderà $1.000. Addio e buona fortuna. Manuel! 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 Devi fuggire, Manuel, varcare il confine e rifugiarti al Messico. Evelyn ti raggiungerà, lasciala da me, sarai più libero. Non lascerò Manuel, andrò con lui, l'ho giurato. In due sarete più lenti. Il giudice Wilkins ha fatto le cose in grande. Ha assoldato anche i banditi di Blackie Stark. Evelyn verrà con me. Grazie, José. Tornatene a casa. Blackie Stark, che abbiamo mandato al guado, fra mezz'ora sarà sul posto. Noi ci divideremo in due gruppi. Voi verrete con me e voi vi dirigerete al passo del dirupo. Se vuole uscire dal territorio si incontrerà con voi. Andiamo! Andiamo! Ah! Ah! José Ferreira, sei in casa? Vuoi aprire la porta? Sono lo sceriffo.
Sei sicuro di essere solo? Non sono solo. Ci sono mia moglie e mio figlio. Non ti conviene far resistenza. La casa è circondata. Avanti, apri, la gente è pronta a sparare. Fate come volete. Se noi fossimo americani del nord, non vi permettereste... Per me tutti i cittadini sono uguali, credi? Tu non sei diverso dagli altri, ma sei amico del desesperado. Se così fosse, ne sarei felice. Mi dicono che per metà è della mia razza. Sai dove si trova adesso? No. E se lo sapessi non ve lo direi. Eppure se fossi in te andrei a cercarlo e gli consiglierei di consegnarsi a me. Perché dovrei farlo? Perché gli sei amico. Sai chi comanda uno dei 3 gruppi? Blackie Stark. Lui non perdona. Se lo incontra lo uccide. E voi invece? Io no. Io voglio che sia regolarmente processato, perché sono convinto che abbia molte cose interessanti da dire al tribunale. Ricordati che il bando parla chiaro. Chiunque, in qualunque modo, aiuta quel fuorilegge, rischia la forca. Noi messicani non abbiamo paura delle vostre forche. Avanzerò allo scoperto. Oltre il guado c'è la libertà. Se lo raggiungo, parte di carriera e passeremo. Altrimenti, tu proteggimi le spalle. Vada José. Sì. Va. Sparano al guado. Tenterà di passare alla pietra rubra. Con me! Il guado. Eravate voi che sparavate? Sì, ma è riuscito a sfuggire. Dov'è lo sceriffo? L'ho visto dirigersi verso la fattoria di José Pereira. Andiamo. Dopo quello che gli ho detto, José avrebbe dovuto uscire. Va a dare un'occhiata. Ma non ti esporre troppo. Presto. Non potrà farcela. Se fosse solo, sì, ma con quella ragazza. Taci. Siamo noi, José. Avevi ragione tu. Evelyn si è convinta. Rimarrà nascosta qui fino a quando glielo dirò io. Non sono convinta.
Ma se tu vuoi così, è necessario, signorita. Da solo ce la farà. Per un paio di giorni mi terrò nascosto nella grotta dell'Aquila. Poi appena la sorveglianza si allenterà, mi avvertirai e io andrò in Messico, a Tampico, dove tu potrai raggiungere. Desesperado! Lo sappiamo che sei lì, ti abbiamo visto! Getta le armi e arrenditi! Io vado via. Lascia che spari qualche fucilata. Verranno tutti qui intorno e tu potrai uscire dalla grotta mentre io li tengo impegnati. Fermo. Sparate contro le forze dell'ordine e la vostra fine è segnata. Direte che sono entrato con le armi in pugno e che vi ho obbligati. Evelyn testimonierà. Desesperado! Ti conviene arrenderti! Non fare pazzie! È una gran donna la mia Carmen. Mettetevi giù. Le munizioni, Bonito. Attento, Bonito. Sono là dentro? Sì, e sparano come dannati, ma a un certo punto le munizioni finiranno. È del tutto inutile arrischiare allo scoperto. Ma chi ha detto che nella casa c'è il desesperato? Lo dico io. Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Ehi, voi là dentro, arrendetevi! Cosa farete quando non avrete più munizioni? È il momento. Ora sono tutti qui intorno. La luna è tramontata, sono sicuro che ce la farai. Va, noi continuiamo a sparare. Ti aspetterò, Evelyn. Tu mi raggiungerai nel Messico. Sì, ma ora vai, caro. Salvati. Signorita. Bastardi. Spara, Bonito, spara. Quei maledetti. Ormai Manuel ce l'ha fatta. Basta così, Bonito, basta. Vengano pure a prenderci ora.
Dalla casa non sparano più. Passa la voce. Cessate il fuoco! Vieni fuori, Desasperato! Vieni fuori con le mani alzate e disarmato! Diamo fuoco alla casa. No, siamo uomini di legge, non assassini. Sei tu, Desasperato? Ti ho detto che qui comando io. Quel vecchio idiota. Ti sei messo in un brutto pasticcio, José. Ti avevo avvisato, devo arrestarti. Dov'è il Desasperato? Non c'è. Non c'è mai stato. Ma c'è la figlia del giudice moribonda. L'avete colpita voi. Ha perso troppo sangue. E poi ho la sensazione che non faccia nulla per aiutarmi. Sembra quasi che voglia lasciarsi morire. Dirai a Black Stark che stasera lo aspetto, che raduni tutti gli uomini che può. Vorrà molto denaro. Dagli tutto quello che chiede. E adesso che cosa c'è? Nostra figlia muore. Sì, lo so. E noi col nostro dolore sconteremo i nostri peccati. I miei, tu non c'entri. Io sapevo e non ho mai parlato. Cosa avresti dovuto fare? Denunziarmi? Mettere la legge contro di me? La legge degli uomini non conta. C'è un'altra legge più importante, quella di Nostro Signore. Adesso basta, Corinna. Sono anni che mi stai annoiando con le tue stupide manie religiose. Non parlare così. Pensa che tua figlia sta morendo. Dio ti vede. Prega per lei. Io non prego. Io la vendico. Insomma, sceriffo, ormai ho deciso. La legge parla chiaro. Nei casi di emergenza il giudice della contea ha pieni poteri di vita e di morte. È una vecchia legge che non si applica più. E poi non credo che ci sia un caso di emergenza. Questo sta a me giudicarlo, non a voi. Riflettete, giudice. Quello che volete fare è contrario a ogni legge di umanità. Non esiste clemenza per un bandito come il Desesperado. Sì, però sapete chi si cela sotto il nome del Desesperado? Manuel Lopez. E con ciò nessuno può farsi giustizia da solo, nemmeno questo Lopez, se è di lui che si tratta. Sì, d'accordo, giudice. Però, se voi non foste stato offeso nel vostro onore, pretendereste lo stesso il sacrificio di tanta gente. Non sono qui per essere giudicato da voi. Per l'ultima volta, volete obbedire? No! E vi avverto che userò tutti i mezzi a mia disposizione per impedirvi questa infamia. Siatene certo. Penserà l'autorità centrale a giudicare chi di noi ha ragione. Oh. Bravo, Charlie. Ted resta di guardia. Quando si sveglia, riaddormentalo. Allora, giudice. Altri ordini? Al villaggio messicano.
Andate! Mi servono vivi! Avanti! Cammina! Dove sei? Tu sei il mio sposo. Tu sei il mio sposo, nel nome del Signore. Aiutando il desesperato come avete fatto, vi siete messi contro la legge. Costoro saranno impiccati all'alba, a meno che Manuel Lopez non si presenti per prendere il loro posto. Voi conoscete certamente il luogo dove si nasconde. Fategli sapere cosa succede. E se è uomo d'onore, come dice di essere, si presenterà per salvare le vite dei vostri cari. Andiamo. Assassini! Credi che li impiccheranno davvero? Basta ora, smettila di fare questo baccano. Hai sempre rimpianto un'impiccagione come ai bei tempi. Oggi ti ripaghi. Ma non così. Non così. Non così. Chiamate il capitano! Lo sceriffo non si trova, nessuno sa dove sia. Questo non mi interessa. Qui adesso comando io. Io applico la legge.
Io seguirò il tuo destino. Morirò con te, Manuel. Noi siamo sposi davanti al Signore, Manuel. Sempre insieme, Manuel, per la vita e per la morte. Sempre insieme, Manuel. Il Signore mi ha indicato la via. Il Signore mi ha detto cosa devo fare. Sono sicura ora. So cosa vuole il mio Signore. È l'alba ormai. Dov'è il vostro eroe, il desesperato? Hai paura, giudice, di chiamarlo col suo vero nome? Si chiama Manuel Lopez ed è un uomo d'onore. No. Se si fosse presentato per pagare i suoi crimini, avrebbe salvato voi. Ma questo eroe manda a morte i suoi compagni solamente per salvare la sua vita. No, Manuel, no! Salvati! Se ti arrendi, tutto è perduto per noi! No, Manuel. Applica la tua legge se hai la coscienza tranquilla e tieni fede alla parola liberando questa gente. In nome di Dio, si esegua la condanna. Arrivano i soldati! Arrivano i soldati! Arrivano i soldati! È finita lo stesso per te. Padre nostro che sei nei cieli.
Prendi tutto il denaro che hai e portalo alla stalla. C'è un cavallo? Il mio. Basterà per tutti e due, va. Perché, William? Perché? Guarda, Manuel! Dove si è nascosto Manuel Lopez? Tu lo sai. Manuel Lopez sta inseguendo Blackie Stark. Lo ucciderà. È nel suo diritto.
Io non intendo sottrarmi alla legge. Ne ero certo, Manuel Lopez. Andiamo. Che cosa dice la lettera? È la superiora che mi scrive. La mamma si trova bene al convento di Santo Domingo, ma non riacquisterà mai più la ragione. Il giudice di San Diego è stato giusto. Lo ha dichiarato non colpevole.